Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. 9 anni e 4 mesi di carcere per un catechista dell'Ennese accusato di abusi su 2 bambine. La sentenza dispone anche l'interdizione perpetua da incarichi a contatto con minori. Maxi sequestro di droga sull'autostrada Catania-Siracusa. La Guardia di Finanza ha arrestato un 34enne trovato con 400 kg di hashish nascosti in auto. Lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 3,5 milioni di euro sul mercato illecito. Scontro interno al clan dietro la sparatoria di piazza Beppe Montana a Catania, un arresto. Controlli insufficienti e lacune organizzative. Dopo 2 anni di indagini, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nel lavoro pubblica la relazione sulla strage di Casteldaccia in cui persero la vita 5 operai. L'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo risponde per 2 ore ai magistrati di Gela che indagano sulla frana di Niscemi. Top secret l'audizione. Allerta incendi arancione oggi in Sicilia. Intanto si indaga sul rogo che ha devastato Montagna Grande, uno dei polmoni verdi del Trapanese. Calcio, sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, il tecnico calabrese in pole, ma resta forte la concorrenza dell'Empoli in Serie B. Ancora ben trovati, apriamo il telegiornale con una notizia appena arrivata. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato al torace a Vittoria, soccorso dai carabinieri e dal personale del 118. È stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Guzzardi. Secondo le indagini l'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di contrasti legati a una relazione sentimentale. I carabinieri hanno arrestato un 48enne, ma anche i suoi 2 figli di 24 e 19 anni, inizialmente posti ai domiciliari per lesioni aggravate. I 3 sono stati poi trasferiti in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Ragusa, che ha convalidato l'arresto invece con l'ipotesi di tentato omicidio. La loro posizione sarà valutata nel corso del procedimento penale, naturalmente nel rispetto della presunzione di innocenza. Arriva la condanna per un catechista che adescava bambine, all'epoca minori, di 14 anni. Ma sentiamo Gerry Italia. Un rapporto di fiducia tradito, secondo l'accusa, all'interno di ambienti ecclesiali frequentati da bambini e famiglie. Un uomo residente in un comune dell'Ennese molto attivo come catechista è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni e 4 mesi di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna. La sentenza riguarda 2 bambine, entrambe minori di 14 anni, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbero state adescate proprio nei contesti parrocchiali frequentati dall'uomo. Per una delle vittime gli abusi sarebbero avvenuti in più occasioni tra novembre e dicembre del 2021. Per la seconda bambina invece gli episodi contestati risalirebbero al 5 gennaio del 2022, quando si trovava ospite nell'abitazione dell'uomo e affidata a lui. Contestato anche il reato di corruzione di minorenne per i fatti che si sarebbero protratti fino all'aprile del 2023. La condanna inflitta dal giudice è stata superiore alla richiesta della procura, che aveva chiesto 6 anni e 8 mesi. Oltre alla pena detentiva sono state disposte l'interdizione perpetua da incarichi e contatto con minori, la sospensione da pubblici uffici e altre pene accessorie. Respinta anche la richiesta della difesa di accedere alla giustizia riparativa. Secondo il giudice il percorso avrebbe potuto comportare ulteriori conseguenze negative per le vittime. Dopo la sentenza i genitori delle bambine hanno trasmesso gli atti alla curia della diocesi di Piazza Armerina, già al centro delle polemiche per altri casi di abuso, chiedendo che vengano adottate misure per evitare qualsiasi futuro contatto dell'uomo con minori negli ambienti ecclesiastici. La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che conferma la condanna a 3 anni di reclusione per Don Giuseppe Rugolo, riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori. I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura Generale di Caltanissetta e della Difesa, ritenendo valide le registrazioni contestate e confermando la credibilità della vittima. Nelle motivazioni si sottolineano la coerenza e la spontaneità delle dichiarazioni del giovane denunciante
e si esclude che le accuse fossero mosse da interessi economici. La Cassazione ha confermato la sussistenza di una condotta costrittiva da parte del sacerdote nei confronti della vittima. Cambiamo argomento. Viaggiava in auto con 400 kg di hashish. Un catanese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nei pressi di Augusta. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato guadagni illeciti per 3,5 milioni di euro. Tonino De Mana. Viaggiava sulla Catania-Siracusa con un fuoristrada pieno di cartoni e alla vista della Guardia di Finanza ha subito mostrato nervosismo, atteggiamento risultato fatale ad un 34enne finito in manette per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. L'uomo, sorpreso all'altezza di Augusta, stava trasportando 400 kg di hashish ed è stato intercettato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria Etneo, che hanno intensificato i controlli lungo le principali direttrici viarie dell'Interland catanese. Aperti i cartoni, che erano in bella mostra nell'abitacolo, le fiamme gialle hanno rinvenuto centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone opportunamente sigillata in cellophane e riportanti all'esterno diversi loghi raffiguranti note marche di merendine e prodotti dolciari. La sostanza stupefacente, ricordiamo 400 kg di hashish, avrebbe fruttato proventi illeciti per 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna. E a Catania un uomo è stato arrestato per la sparatoria in piazza Beppe Montana in cui sono rimasti feriti 3 giovani. Secondo la procura si tratta di uno scontro tra fazioni del medesimo clan. Il servizio. Uno scontro tra opposte fazioni dello stesso sodalizio. Non ha dubbi la procura di Catania in merito alla sparatoria avvenuta in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Calermo e Trappeto Nord, che ha causato il ferimento di 3 giovani, uno dei quali è ancora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Canizzaro per una lesione alla terza vertebra lombare. A seguito delle indagini un uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale d'arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Negli atti dell'inchiesta sono stati acquisiti video dei sistemi di videosorveglianza in cui, ricostruisce la procura di Catania, si vede un gruppo di giovani allontanarsi dopo l'arrivo di un uomo in auto e discutere con a bordo persone travisate che hanno aperto il fuoco ad altezza d'uomo. 27 i bossoli trovati a ridosso della piazza. E mentre gli agenti delle volanti sono arrivati sul luogo della sparatoria, i carabinieri hanno intercettato i 3 scooter con 6 persone a bordo. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto per terra ed è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. L'uomo, ristretto ai domiciliari ed evaso dopo aver manomesso un braccialetto elettronico, indossava un passamontagna e un giubbotto antiproiettile costituito da 2 libri avvolti in un lenzuolo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno recuperato una pistola semiautomatica risultata rubata con un colpo in canna ed altri 12 nel caricatore. Una notizia: i carabinieri del ROS stanno effettuando una serie di perquisizioni nell'abitazione e in altri immobili dell'ex primario dell'ospedale di Castelvetrano Francesco Burrafato, 85 anni. Il medico, da anni in pensione, è accusato di favoreggiamento aggravato dall'avere agevolato Cosa Nostra. L'indagine è coordinata dal procuratore di Palermo De Lucia e dal PM Gianluca De Leo e Piero Padova. Si inserisce nell'ambito degli accertamenti sulla rete di protezione nei confronti di Matteo Messina Denaro. Corruzione per l'affidamento di appalti pubblici. La procura chiede l'arresto del sindaco di Sommatino e di altre 7 persone. Rita Cinardi. Ancora un terremoto giudiziario scuote il centrodestra nisseno. La procura di Caltanissetta ha chiesto il carcere per il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia e per altre 2 persone, oltre agli arresti domiciliari per 5 indagati nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri su presunti episodi di corruzione legati alla gestione di lavori pubblici. I magistrati hanno chiesto al GIP Lorena Santacroce l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 8 persone tra amministratori pubblici, funzionari e privati. Per il sindaco di Sommatino, esponente di Forza Italia, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La stessa misura è stata richiesta per Roberto Alotta, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, e per Diego Caramazza, agrigentino, ritenuto dagli inquirenti coinvolto nella vicenda. Per la vice sindaca Manegela Castellano e per l'assessore Jean-Pierre Romeo sono stati invece richiesti gli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbero presunti episodi di corruzione legati all'affidamento e alla gestione di lavori pubblici nel comune nisseno. La prossima settimana gli 8 indagati compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per gli interrogatori preventivi.
Dopo 2 anni di indagini, la Commissione d'inchiesta sulla sicurezza nel lavoro pubblica la relazione sulla strage di Casteldaccia in cui persero la vita 5 operai. Maglio Viola. La strage di Casteldaccia del 6 maggio 2024, nella quale morirono 5 operai, fu frutto di una catena di errori e di omissioni, delle quali sono responsabili a vario livello tutte le aziende coinvolte. Lo sostiene la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro in missione in Sicilia, proprio per presentare 2 anni di indagini. AMAP, la società partecipata del Comune di Palermo che commissionò l'incarico, sarebbe responsabile, secondo la Commissione, di lacune organizzative ed operative. L'impresa appaltatrice non avrebbe invece effettuato le comunicazioni previste per legge nei subappalti, mentre l'impresa subappaltatrice non avrebbe usato personale formato, non avrebbe controllato la presenza di gas tossici e non avrebbe fornito i lavoratori di respiratori. Ma secondo la Commissione il problema non si ferma al singolo episodio, per quanto grave. A fronte di 400.000 imprese attive, la Regione dispone soltanto di 103 ispettori del lavoro impiegati sul campo, mentre altri 8 si occupano di contenziosi. Nell'isola è stato bandito un concorso, ma non è ancora stato espletato e comunque il numero resterà insufficiente. Nella relazione della Commissione d'inchiesta della Camera anche una serie di indicazioni e la sollecitazione ai governi nazionali e regionali a fare di più e meglio. Un tema affrontato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio riferendosi alla strage di Casteldaccia in una lettera alla Commissione ringrazia per l'indagine e le proposte avanzate ed esorta istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro, perché la vita deve essere tutelata. Un tavolo tecnico urgente per monitorare costantemente la situazione miasmi nel petrolchimico siracusano. È quanto emerso dal vertice di ieri in prefettura, durato quasi 2 ore. I sindaci dicono con l'attenzione appunto che è stata dimostrata siamo soddisfatti. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta. Il servizio di Francesco Aloi. Il punto sulla situazione miasmi è stato fatto in prefettura a Siracusa. Da molti giorni l'aria attorno al petrolchimico è irrespirabile e i sindaci chiedono interventi concreti. È emesso l'intenzione di togliere le puzze immediatamente, di creare un tavolo tecnico urgente fra ASP, Vigili del Fuoco e le autorità competenti in materia ambientale. Più volte abbiamo detto che l'unico problema è quello di sapere da dove nascono questi odori. Negli ultimi giorni troppi i malesseri tra i residenti, soprattutto a Priolo. Una situazione insostenibile, esposta alla prefetta Chiara Armenia. Ho ringraziato il prefetto perché al volo ha percepito, capito e ha preso atto di quelle che erano anche le mie preoccupazioni. Nel frattempo l'ARPA sta analizzando tutti i dati raccolti sul campo, forniti anche dalle aziende del polo industriale. Nelle prime 2 settimane di giugno diversi valori che hanno superato la soglia. Nella stazione di Augusta, giorno 1 alle 8, la concentrazione di idrocarburi non metanici era di 1196 microgrammi per metro cubo, quasi 6 volte il limite. E la prossima settimana a Melilli si riunirà la Commissione regionale ambiente. Adesso si va verso l'attività legislativa del Parlamento, la Commissione Ambiente, che si riunirà il giorno 26 su questo territorio e proveremo a fare una risoluzione che possa impegnare il governo a più risorse, più controlli e più attenzione verso il territorio siracusano. Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, pronto a lasciare la fascia tricolore se non avranno più acqua e garanzie per tutta l'estate. Davide Sardo. Se le rassicurazioni che ci hanno dato ieri verranno disattese, noi siamo tutti pronti a consegnare la nostra fascia tricolore, perché chiaramente come cittadini ci troviamo oggi a essere in front office dei cittadini a cui vogliamo dare risposte. Il sindaco di Agrigento questa mattina rilancia l'allarme all'indomani del vertice in regione che ha riunito i primi cittadini della provincia di Agrigento. Una posizione forte maturata dopo l'incontro di ieri a Palermo, dove i sindaci hanno chiesto garanzie sull'aumento delle forniture d'acqua durante tutta la stagione estiva. Al centro della vicenda il braccio di ferro tra AICA e Sicilia Acque,
acque, mentre continua a pesare il debito accumulato dal gestore idrico. Quello che abbiamo chiesto è che Colianni si assicuri che Sicilia Acque non tagli le forniture alla nostra provincia di Agrigento per questioni finanziarie, perché l'acqua è un diritto inviolabile, non è un bene di mercato e deve essere garantito, al di là dei debiti che il gestore ha con Sicilia Acqua, un quantitativo minimo alla nostra provincia. Su questo tutti i sindaci erano d'accordo. I sindaci ribadiscono che l'emergenza non è legata alla disponibilità d'acqua negli invasi, ma a problemi gestionali e finanziari che rischiano di lasciare cittadini e attività economiche senza risposte adeguate nei mesi più caldi dell'anno. Dalla Regione sono arrivati impegni economici e rassicurazioni. Adesso però i primi cittadini attendono risultati concreti, perché avvertono il diritto all'acqua non può più restare ostaggio di debiti, contenziosi e burocrazia. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. E siamo tornati in studio, è durato poco più di 2 ore l'interrogatorio di Raffaele Lombardo davanti ai magistrati della Procura di Gela che indagano sulla frana di Niscemi. A differenza di altri ex governatori coinvolti, Lombardo ha deciso di rispondere alle domande. Gerry Italia. Raffaele Lombardo, ex presidente della regione siciliana e leader dell'MPA, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Gela poco dopo le 10 del mattino. Ad attenderlo i magistrati del Pool Frana, coordinati dal procuratore Salvatore Vella, che indagano sul dissesto che ha colpito il territorio di Niscemi lo scorso gennaio. Lombardo è stato ascoltato per oltre 2 ore, una scelta diversa rispetto a quella fatta dagli altri ex governatori siciliani già convocati. Rosario Crocetta e Nello Musumeci, così come l'attuale presidente della regione Renato Schifani, si erano infatti avvalsi della facoltà di non rispondere. L'ex governatore invece ha deciso di affrontare le domande degli inquirenti. Al momento però resta il massimo riservo sull'esito dell'interrogatorio e sulle dichiarazioni rese ai magistrati. Lombardo è indagato insieme agli altri 2 ex presidenti della regione e l'attuale governatore. Nel fascicolo risultano coinvolti complessivamente 13 soggetti, tra cui tecnici e rappresentanti delle strutture commissariali che negli anni hanno gestito l'emergenza idrogeologica nell'area. L'inchiesta punta a accertare eventuali responsabilità per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli investigatori stanno ricostruendo il percorso delle decisioni prese negli anni e verificando eventuali omissioni o ritardi negli interventi di prevenzione in una zona da tempo considerata ad alto rischio. Prevista allerta arancione oggi per i rischi incendi in Sicilia, dove le condizioni meteo possono causare la combustione di sterpaglie. Per le ondate di calore l'allerta diremata per oggi è gialla a Palermo, Messina e Catania. Da lunedì sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500 che fornisce consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo e sui rischi legati alle punture di insetto. E adesso, dopo il fuoco, partono le indagini sul devastante incendio su Montagna Grande nel Trapanese, l'incendio che ha mandato in fumo uno degli ultimi polmoni verdi del Trapanese. Laura Spanò. Dopo 96 ore di incendio su Montagna Grande nel Trapanese ancora non c'è una stima precisa dei danni, ma si calcola che sono andati in fumo 1500 ettari di sola area demaniale e un'altra stima provvisoria parla di 34 km di area incendiata. La notizia positiva però è che le telecamere della Protezione Civile hanno individuato il punto di uno degli inneschi fuori dal demanio in una zona ben precisa, si parla di un canalone. Riguarda la giornata di sabato quando è scoppiato l'incendio. Al momento non sappiamo se in quelle immagini video vi sono immortalati anche gli incendiari, ma sappiamo che quelle immagini ora sono al vaglio delle autorità giudiziarie che dovranno identificarli e accertare le responsabilità. Ed è in corso la seconda prova scritta per gli esami di maturità per gli oltre 527.000 maturandi, di cui 42.000 sono siciliani. Gli studenti si stanno cimentando con le materie di competenza dei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: 4 ore al liceo classico, si chiede di tradurre un testo di Quintiliano, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio. C'è un'altra pausa adesso, poi torniamo per il calcio.
Passiamo al calcio, al Catania, il tecnico De Giorgio conteso dall'Empoli. Sentiamo la situazione da Sergio Colosi. Sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, ma in corsa c'è l'Empoli che offre la Serie B. Come Fabio Caserta è calabrese, giovane e ambizioso. Pietro De Giorgio, conteso da Catania ed Empoli, ha scavalcato Caserta nei piani del club di Pelligra. Ritroverebbe il direttore sportivo Fortunato Varrà e l'attaccante Salvatore Caturano, squalificato 6 turni nella prossima stagione, ma punto di riferimento di un reparto da potenziare che potrà contare su Forte e sul catanese Leonardi. 4-3-3 il modulo di De Giorgio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C a Potenza, sotto contratto ancora per 1 anno, ma pronto a liberarsi per abbracciare il progetto a vincere del Catania o la Serie B ad Empoli, con Tisci vicino alla società lucana. Più indietro Turati e Diana, per Caserta frenata brusca su mercato e aspetti contrattuali. Gioco ad incastro dal finale incerto sull'asse Sicilia-Toscana. Il Catania sarà ringiovanito, ma con l'obiettivo di vincere il campionato. Le linee sono tracciate da tempo, presto i nomi nelle caselle libere, a partire proprio da quella dell'allenatore. Adesso una notizia: il Palermo Calcio disputerà il 7 agosto a Perth, in Australia, la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy contro il Melbourne City. L'incontro in programma al Samcare Football Center naturalmente nella località australiana, è prevista alle 19 ore locali. Segue il debutto del trofeo avvenuto lo scorso anno allo stadio Renzo Barbera contro il Manchester City. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti voi per averci seguito. Fra poco Luca Ciliberti con la rassegna stampa. Il telegiornale tornerà alle 14. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.